Bentornati ad una nuova puntata del Lavoro a 360 gradi. Oggi iniziamo parlando di professione geometra ed in particolare vi parlerò della Consulta regionale dei geometri e geometri laureati, che ha un nuovo presidente, Romano Turri, che è già alla guida del Collegio di Verona. Ma qual è il ruolo della Consulta e cosa significa esserne presidenti? Lo abbiamo chiesto a Romano Turri. La Consulta regionale geometri e geometri laureati del Veneto è un'associazione che raggruppa i 7 collegi del Veneto ed è costituita dai 7 presidenti che rappresentano appunto i collegi territoriali sul territorio veneto. Lo scopo principale di questa associazione è quello di avere un rapporto diretto con tutti gli enti istituzionali a livello regionale, in primis la Regione Veneto, in quanto è sempre più facile dialogare con un unico interlocutore e non con 7 magari collegi singoli. Altra cosa fondamentale per la consulta è il rapporto con gli altri ordini professionali, anch'essi costituiti in federazioni regionali come quella degli ingegneri e degli architetti, con i quali esiste una stretta collaborazione. Cosa significa essere presidente della consulta e cosa fa nello specifico? Essere presidente della Consulta regionale geometri del Veneto è sicuramente un motivo di orgoglio, su questo non c'è dubbio. Cosa significa? Significa rappresentare a livello regionale tutti i geometri liberi professionisti iscritti ai vari collegi dei collegi territoriali appunto del Veneto. È un incarico importante, sicuramente, che ti dà delle responsabilità maggiori, perché oltre a rappresentare la libera professione, come detto, si rappresentano tutti i professionisti, quindi un maggiore impatto che bisogna avere nei confronti delle amministrazioni con chi si va ad interloquire. Ma in che modo viene favorito il coordinamento tra i collegi provinciali? Il coordinamento con i vari collegi territoriali avviene attraverso delle riunioni che vengono fatte con cadenza più o meno bimestrale, e nella quale i 7 presidenti si riuniscono e discutono delle varie problematiche che possono esserci a livello regionale, oppure vengono fatte delle proposte per attività formative o tutte altre attività che sono comunque consone a portare la professione del geometra in primo piano. In questo caso parliamo sempre a livello regionale, quindi tutte le attività che vengono decise, svolte e avallate dalla consulta sono sempre su base regionale. I giovani giocano un ruolo importante, quali iniziative vengono promosse per avvicinarli al mondo dei geometri e per supportare i neodiplomati? Tutta quell'attività che viene fatta dalla consulta verso i giovani ricalca bene o male tutte le attività che vengono fatte a livello territoriale. Come a livello territoriale i giovani sono in primis, anche a livello regionale c'è un occhio di riguardo per loro, perché ovviamente sono il futuro della nostra professione. Cosa fa la consulta? Fa delle attività a livello formativo, dei corsi di specializzazione, dei corsi per esempio per la preparazione all'esame di Stato, di abilitazione. È un corso fatto a livello regionale, quindi che coinvolge tutti i 7 collegi, ma un corso unico per tutti quanti. Stessa cosa, e questo sarà una novità, un corso che partirà probabilmente con il nuovo anno, che è un corso per l'avviamento alla professione. Cosa vuol dire? Giovani neoiscritti che non hanno magari l'esperienza acquisita sul campo, ma che hanno ancora bisogno di alcune informazioni e preparazione, viene previsto un corso che durerà circa 6 mesi per dare tutte quelle informazioni basi necessarie sulle varie specializzazioni della nostra professione. Come continua ad innovarsi la professione geometra e la categoria nell'era digitale e delle nuove tecnologie senza perdere la propria identità? L'innovazione tecnologica è imprescindibile per la nostra attività, quindi anche a livello di consulta abbiamo un occhio di riguardo per tutto quello che riguarda la nuova tecnologia, quindi quello che è il BIM, rilievi col drone, rilievi con scanner, e anche su questo sarà obbligo da parte della consulta fare dei corsi di formazione per andare verso questa direzione. Non possiamo fare a meno di pensare a questo tipo di attività e soprattutto il futuro ci stiamo già pensando, dovremmo fare qualcosa, va verso l'intelligenza artificiale. Non possiamo nasconderci dietro a un dito che questo è il futuro, volenti o nolenti, che piaccia o non piaccia, però dobbiamo andare verso questa direzione. Tutto questo deve essere un aiuto alla professione, senza mai dimenticare
che dietro comunque c'è sempre la nostra mano e c'è sempre l'uomo che deve comunque essere preparato e avere una conoscenza assolutamente all'altezza per svolgere la professione nel miglior dei modi. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma restate con noi con il lavoro a 360 gradi. Dedicati ai tuoi occhi, la tua squadra, la tua scelta. A Verona, Benetti Ottica, da sempre. Nel prossimo servizio parliamo di alta formazione nel mondo del turismo. A Verona nascono 2 nuovi percorsi di ITS Academy Turismo Veneto, Food Wine Tourism Marketing e Communication ed Event Digital Management, pensati per formare professionisti del futuro tra marketing, enogastronomia ed eventi internazionali. Abbiamo ascoltato la direttrice Enrica Scopel che ci racconta della nascita di questi 2 nuovi percorsi formativi. Le motivazioni partono come per tutti gli avvii di percorsi ITS Turismo, ovvero sia dalle richieste da parte delle aziende. Qual è il ruolo delle aziende? È importantissimo specificarlo, sottolinearlo e portarlo all'attenzione di tutti. Perché? Perché le aziende entrano come attori nella progettazione dei percorsi formativi, nella progettazione delle unità formative e nell'erogazione delle stesse. Quindi è una co-conduzione da parte di Fondazione ITS e del mondo produttivo proprio nello sviluppo di percorsi formativi che siano assolutamente matchati rispetto alle esigenze che appunto le aziende hanno. Quali sono i profili professionali che formerete in questi 2 anni di alta formazione e come potranno essere inseriti nel mondo del lavoro? Il corso Food and Wine Tourism in partenza a Verona in questo ottobre si occupa di turismo enogastronomico. In realtà tocca tutto il mondo della ristorazione e tutto il mondo delle cantine dal punto di vista della gestione, quindi tutta la parte di revenue, di food costing e di organizzazione aziendale, dal punto di vista della comunicazione del prodotto, comunicazione tradizionale, comunicazione digitale e comunicazione utilizzando le nuove tecnologie, quindi gestione, quindi comunicazione e vendita, e di giovani ambasciatori che sappiano parlare le lingue, che sappiano raccontare il prodotto, che sappiano vendere il prodotto con un respiro internazionale. Il corso degli eventi mira proprio a sviluppare delle figure che abbiano delle competenze sempre di gestione, di comunicazione, di vendita del prodotto eventi, quindi agenzie di comunicazione, agenzie di eventi, enti fiera, altri enti che erogano eventi come possono essere gli alberghi e le aziende di accoglienza. Ecco, formare delle figure che siano in grado di essere abbastanza trasversali e di supportare il tema della gestione, il tema di tutta la parte PR comunicazione e anche la parte della commercializzazione. Ma è il momento adesso di ascoltare i giovani protagonisti che hanno scelto l'alta formazione. Abbiamo chiesto che cosa li ha spinti a scegliere un percorso di alta formazione ITS nel settore turistico. Quello che mi ha spinto a scegliere un percorso ITS rispetto a un'università è stata la mia esperienza in ambito ristorativo in questi ultimi anni e la mia passione da voler approfondire in modo specifico tutto quello che è il settore turistico che gira attorno alla parte ristorativa, in particolare qua in Veneto. Ma qual è stato sino ad ora l'aspetto più stimolante della tua esperienza formativa? L'aspetto più stimolante delle esperienze che ho vissuto fino ad oggi è l'incontro con le persone che vivono il mondo del lavoro in prima persona, quindi quelli che sono stati prima i miei docenti in ITS, che sono tutti professionisti che lavorano nel settore del turismo e dell'enogastronomia, sia l'incontro con quelle che sono le mie mentori, perché io parlo al femminile, perché fino ad oggi ho incontrato tutte donne importanti di ruolo e che mi hanno insegnato tanto. Vogliamo conoscere adesso quali sono state le esperienze professionali, pratiche, grazie a questo biennio di alta formazione ITS Turismo. Grazie a ITS ho avuto l'occasione di svolgere per 2 anni consecutivi un'esperienza di stage all'interno dell'azienda nella quale attualmente lavoro, ovvero Yantra,
che è un'azienda che fa eventi aziendali. In particolare io in questi 2 anni ho imparato a lavorare in gruppo, a imparare tutto quello che è la gestione di un evento, dal comunicare con il cliente un'idea e alla creazione effettiva dell'evento. Attualmente io mi occupo della organizzazione, della gestione attraverso i fornitori e il cliente di eventi che spaziano da meeting a congressi. Le selezioni per tutti i corsi ITS Academy Turismo Veneto sono aperte. Sul sito itsturismo.it si possono trovare tutte le informazioni del caso. Faremo proprio le selezioni su Verona per tutti i corsi veronesi il prossimo 16 settembre e quindi mi auguro di trovarvi lì. Continuiamo a parlare di formazione raccontandovi delle giornate della didattica, che è uno dei grandi eventi che si tengono a Verona e dedicato al futuro della scuola e della comunità educante. Quest'anno si parla dell'uso consapevole delle tecnologie da parte dei giovani e ai nostri microfoni abbiamo voluto incontrare Davide Dalmaso, fondatore di Social Warning, movimento etico digitale. L'associazione Movimento Etico Digitale si occupa di sensibilizzare su quelle che sono le potenzialità e i rischi del web, grazie a una rete di oltre 250 formatori in tutta Italia. Ogni anno incontriamo circa 20.000 ragazzi e 7.000 genitori proprio per parlare di quelli che sono i temi come cyberbullismo, la dipendenza da smartphone, le opportunità del web, il sexting e tanti altri che sono parte della quotidianità, in particolare dei più giovani. Quest'anno stiamo promuovendo la giornata della cittadinanza digitale, che sarà un evento qui a Verona il 25 ottobre 2025 gratuito proprio per tutta la comunità educante, quindi genitori, adulti, insegnanti, che vuole portare all'attenzione dei temi che poi riguardano i giovani nelle scuole. Quindi invito tutti assolutamente a partecipare. Quando si parla di patti digitali di comunità, che cosa significa e quali benefici concreti possono portare a famiglie, scuole e ragazzi? I patti digitali sono uno strumento molto importante che permettono di creare delle linee comuni, delle regole affinché sia più facile la convivenza nel web, perché se ci pensiamo l'online, lo smartphone è una cosa che accomuna tutte le generazioni ma che è entrata in modo immediato nella nostra vita e quindi questi patti permettono di creare un livello di condivisione e consapevolezza proprio su quello che è la vita nel web. Oggi il tema del tempo online è centrale. Quali strumenti possono essere efficaci per promuovere un uso consapevole del digitale tra bambini e adolescenti? C'è sicuramente un dato allarmante che dimostra come i giovani passano più di 3 mesi all'anno sui social. Questo è un dato dell'Osservatorio Scientifico sull'Educazione Digitale. Quindi vanno fatte delle attività di consapevolezza, di sensibilizzazione e anche esperienze offline, quindi vuol dire fare proprio delle attività offline, quindi nei parchi e quant'altro, per riuscire a ritornare di più all'offline, soprattutto per i giovani e i giovanissimi che magari la parte di vita offline, di esperienze offline non l'hanno mai vissute. Quali sono le attività di sensibilizzazione che organizzate? Ci puoi dare anche qualche esempio? Il Movimento Etico Digitale si occupa di fare quindi degli interventi sia a ragazzi che adulti che ad insegnanti su quelle che sono le tematiche del web, della reputazione digitale, che si trattano ad esempio di fare dei laboratori nelle scuole, degli incontri gratuiti su tutti i livelli e anche delle attività offline. Ad esempio abbiamo promosso delle gite senza smartphone, delle esperienze anche durante quest'estate in cui anche i più giovani sono andati a fare delle attività nella natura per riscoprire un po' quelle che sono le attività che si possono fare lì e dimenticare e allontanarsi soprattutto dalla solitudine che spesso lo smartphone porta. Si chiude anche questa puntata del Lavoro a 360 gradi, io vi aspetto puntuali la prossima settimana per raccontarvi, come di consueto, tutte le novità del mondo del lavoro. Non mancate, vi aspetto!